ricerca. Bene, abbiamo adesso la presentazione del secondo riconoscimento Entel, quindi sul palco chiamerei le autorità e i dirigenti, insomma, del Entel, quindi architetto Casareto, potete tutti salire sul palco. Allora, Mario Giovanni Carboni, se può venire anche lui sul palco. Un applauso. Quindi Anna Maria, se vuoi venire anche tu sul palco. Qui abbiamo la nostra Carola Milazzo con il riconoscimento, lo puoi dare all'architetto Alessandro Casareto. Per l'introduzione abbiamo la nostra Carola Milazzo. Vieni Carola. Allora, Entel MCL, Ente Nazionale per il Tempo Libero, Delegazione Regionale della Liguria, Decreto Dirigenziale di Assegnazione, attestato Entel 2025 al merito letterario e culturale. Il sottoscritto architetto Alessandro Casareto, Presidente regionale Entel Liguria. Sentita la Commissione, decreta il conferimento dell'attestato d'onore alla carriera a Mario Giovanni Carboni. Grande applauso per il nostro premiato. Invece le motivazioni ho l'onore di leggerle io. Allora, Mario Giovanni Carboni, storico del Genovesato, ispettore di igiene, promotore culturale della Filarmonica Sestrese. A tal fine si riportano le motivazioni adottate dalla Commissione. Mario Giovanni Carboni nasce nel 1939 a Genova, dove risiede, abitando da sempre a Sestri Ponente. Ha svolto molteplici attività: falegname autista, venditore di bibite, attività quest'ultima che gli ha consentito di conoscere e frequentare diverse personalità dello spettacolo, tra cui Fabrizio De André. Nell'edizione 1963 del Cantagiro, vinta dall'amico Michele con Se vi vuoi lasciare, Mario Giovanni Carboni amplia le sue conoscenze in ambito musicale, orientando il suo futuro sociale e culturale. Nel 1957, appena diciottenne, aderisce alla Croce Verde, promuovendone le attività celebrative, e nel centenario della fondazione, quale autore del libro Un secolo di solidarietà, opera che conferma la sua predisposizione per la ricerca storica e per la comunicazione. Sì, io sono sestrese perché per 86 anni ho vissuto a Sestri, ininterrottamente, a parte le volte che sono stato all'estero, a parte le volte che sono stato qui in centro, che ho collaborato. Tra l'altro, una cosa curiosissima, io su questo palco ci sono già stato in passato, esattamente nel 1983, insieme alla Filarmonica Sestrese abbiamo fatto un bellissimo concerto ed ero io a presentare. Così direi, e anche questa è stata una cosa molto diciamo casuale, è già stato detto, siccome a parte che la Filarmonica Sestrese a Sestri la conoscono tutti perché è nata, pensate, nel 1845 a Sestri Ponente, è la più vecchia della Liguria e adesso a maggio compirà 180 anni. A parte quel fatto che la banda di Sestri, e noi sestresi ci tenevamo molto, si dà il caso che quando io frequentavo l'asilo, tempo di guerra purtroppo, che sono nato nel 39, sotto l'asilo c'era proprio la sede della banda, la Filarmonica Sestrese, ma non lo sapevamo che era un luogo magico, strano, misterioso. E poi, finita la guerra, l'abbiamo vista finalmente sul podio, l'abbiamo sentita suonare per le strade e io mi sono proprio entusiasmato e volevo anche, pensate un po', volevo far parte della banda. E allora uno dei maestri mi aveva dato un librettino con delle righe e mi ha detto: copia queste note e poi me le riporti. Ebbene, io dico la verità, mi sono
mi sono un po' stufato di copiare quelle note, ho lasciato perdere, è finita così. E sapete quanto mi sono pentito, perché poi il destino vuole, la vita vuole che io abbia incontrato tantissimi cantanti, tantissime orchestre, tantissime bande, però non conosco la musica. Purtroppo è stato uno dei miei grandi, come si dice, imbagun, che come un bagun, no? Mentre invece quanto riguarda il palcoscenico, devo ringraziare Emilio Del Maestro, che ho conosciuto quando facevo il venditore, e mi dice: oh, ma tieni che dalla presenza, ci ha fatto qualche recita da Figge, allora tu puoi venire con me. E sono andato con lui, con la sua compagnia, abbiamo fatto tantissime commedie in giro per tutta l'Italia, in giro per tutta la Liguria, e fino a che purtroppo anche lui è mancato, e per me è stato un gran dolore. E da quel momento ho lasciato perdere la commedia dialettale, con grande, direi, dispiacere, e mi sono dedicato soprattutto alla Filarmonica Sestrese, naturalmente anche alla Croce Verde di Sestri, insomma, e poi sono stato anche consigliere della Sala Carignano, perché quando noi facevamo le commedie, quando eravamo lì al Circolo Mario Cappello, naturalmente poi hanno visto la mia, diciamo così, predisposizione, mi dicono: potresti venire qua, mi hanno fatto consigliere, poi davano una mano a creare gli spettacoli, ho fatto il suggeritore, ho fatto il guardaroba, ho fatto quello che apriva e chiudeva il simpatico. Io ho sempre collaborato.